Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì 13 settembre, si comincia una nuova settimana, si comincia di nuovo un ritmo, diciamo, scandito dall'anno scolastico, dunque rientriamo ormai più che mai nella norma, dunque si riparte, diciamo così, con ritmi più invernali, meno vacanzieri, però in fondo non è neanche male, diciamo, abbiamo fatto un'estate super calda, e non mancherà tanto presto il bisogno di stare al caldo e di nuovo di vivere l'estate, dunque è anche un piacere quasi quasi scivolare nell'autunno e riprendere un po' fiato da certe temperature che abbiamo avuto. Allora, al di là della premessa, ben trovati, ben ritrovati, mi fa sempre piacere trascorrere un po' di tempo con voi e spero altrettanto. Io sono qui per mezz'ora, 40 minuti di tempo che dedico a darvi le risposte in modo gratuito, dunque vi ricordo che rispondo in ordine di arrivo. L'ordine di arrivo è quello che YouTube riporta nella mia chat dal vivo, dunque non è sempre detto che l'ordine che vedete voi poi sia lo stesso che vedo io, perché a volte dipende dall'aggiornamento e dalle connessioni. Dunque io seguo il mio ordine, non salto nessuno, non è neanche carino che stiate lì a dire mi hai saltato, aspettate pazientemente il vostro turno, se riesco a rispondervi entro il tempo della diretta farò, come faccio sempre per tutti, una risposta approfondita, dunque vale la pena aspettare e avere pazienza. Se non riesco a rispondervi oggi, comunque le dirette della settimana sono numerose, torno mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e di nuovo venerdì sul mio canale YouTube alle 21:30. E via così, ormai sono anni che ho queste 3 dirette e dunque non salto nessuno. Prima o poi tutti hanno il loro spazio e la loro possibilità. Fermo restando che potete contattarmi per un consulto privato a pagamento, 20 €, 45 minuti, e durante questi 45 minuti non do limitazioni sul numero di domande e potete appunto approfondire qualsiasi argomento, fermo restando ovviamente i limiti di tempo. Bene, detto questo, vi ricordo comunque che ci trovate, e quando dico ci intendo il Marietto Veneziano e la sottoscritta, collaboriamo ormai da anni e portiamo avanti i discorsi di divulgazione della radionica e della radiestesia. Ovviamente non siamo gli unici in Italia, non abbiamo assolutamente il, come dire, questo genere di non ci arroghiamo, ecco, questo diritto, questo merito, però sicuramente siamo stati i primi a divulgare gratuitamente la radionica dal sito www.ilcapitano.altervista.org, sul quale trovate tantissime dispense completamente gratuite proprio sulla radionica e la radiestesia. E vi ricordo che moltissimi corsi, gruppi o anche altri professionisti usano i nostri circuiti, in particolare ovviamente i circuiti del Marietto Veneziano, dunque quantomeno ci pregiamo di questo. Bene, detto questo vi ricordo comunque cosa dovete scrivere quando ponete la domanda. Dovete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, mi raccomando, io lo dico sempre, è il caso però magari che entro nello specifico. Niente domande generiche, come andrà il lavoro nei prossimi tempi? Io non so che lavoro fate, non so se lavorate, se state cercando lavoro, dovete mettere tutto in modo chiaro. Dunque, nello spazio che vi è consentito dalla chat dal vivo, scrivete i dettagli che potete. Io in questo modo cercherò e proverò a esservi di aiuto, sicuramente molto di più che rispondere così generico, tanto per vedere se sono brava. No, usatela bene questa opportunità. Bene, se la domanda riguarda un'altra persona, dunque ho un eventuale rapporto, una situazione con un'altra persona, ricordatevi anche il nome e la data di nascita dell'altra persona.
Ovviamente più informazioni indicate e più la scia vibratoria si fa precisa e il canale pulito. Di conseguenza ricordate anche che salto da una persona all'altra, da una scia vibratoria all'altra, pertanto non è una cosa semplice da fare durante la diretta. Benissimo. Anche perché in diretta non ho sicuramente il tempo di prepararmi i mazzetti, sapendo già dove voglio andare a parare. Chiaramente leggerò quello che ritengo essere il significato della stesa. Benissimo, allora cominciamo. Cominciamo con i saluti perché ho sfondato i 5 minuti. Allora, buonasera Cristina, buonasera Viola, buonasera Pierluca, buonasera Michela, buonasera Anna, buonasera Cassiopea, buonasera Claudia, buonasera Francesca, poi Anna, va bene, buonasera Chiara, buonasera altra Anna, buonasera Cristina, no ti avevo già salutato ma c'è un'altra Cristina, buonasera Patrizia, buonasera Cricri, altra Cristina, ben 3 Cristina stasera, bene. Poi buonasera a Marietto, buonasera Rita, buonasera Zara degli eroi, adesso qui comincia le diottrie ad abbandonarmi, buonasera Giusy, buonasera Tatiana, buonasera Eva, buonasera Alex. Ciao Eva, sappi che là c'è ancora roba che brucia. Allora, bene, benissimo. Cominciamo, come vi dicevo con ordine. La prima che appare nella mia chat è Viola. Laura, 13 giugno 80, Alberto, 8 gennaio 70. Il nostro rapporto andrà avanti. Vediamo adesso di concentrarci su Laura e Alberto. Laura 13 giugno dell'80, Alberto 8 gennaio del 70. Vediamo come prosegue il loro rapporto. Vediamo, ci facciamo raccontare delle sibille. Certo che ora il rapporto, per quanto ufficiale, per quanto sia più che riconosciuto, è soggetto a distanza. È una distanza non necessariamente fisica, potrebbe essere anche una distanza proprio emotiva, sentimentale, vediamo però cosa dicono nella stesa. Allora, io non vedo un'interruzione nell'imminente, dunque nemmeno nei prossimi tempi. Sicuramente ci sono delle cose che si vedono e per cominciare, se la giovane fanciulla indicata nella linea del passato sei tu, ben venga. Allora potrebbe indicare appunto che tutto nasce da questo flirt che inizialmente non ha i contorni di un qualcosa di serio, un flirt che potrebbe essere nato durante un periodo di vacanza, durante un viaggio, qualcosa del genere, e che ovviamente ha portato dei buoni frutti. Ma c'è anche la carta del nemico, come se comunque qualcosa fosse sotto osservazione. Diciamo che questo nel caso in cui riguardi il vostro passato recente, vale a dire che il flirt nato durante un viaggio, durante un momento di svago sia il vostro e che non stia invece riferendosi a un evento avvenuto già mentre eravate una coppia. Dunque potrebbe annunciare o indicare che nel passato recente comunque c'è stato un qualche flirt, che è rimasto così, fine a se stesso. Ok, dunque tu sai eventualmente quale delle 2 indicazioni riguarda te, e voi 2 più che altro.
Andiamo con ordine, andiamo avanti. La linea del presente comunque dice delle cose piuttosto belle, perché ovviamente parla di qualcosa che conferma in modo proprio legale, in modo solido, stabile, nel tentativo di fare la cosa giusta. Dunque è un po' come se parlasse di una riconferma di un sentimento che non è distaccato dall'impegno preso, dalle responsabilità e dalla serietà. Allora, o per la presenza di un sentimento o per la presenza della responsabilità, comunque in questo momento io non vedo rotture e soprattutto, anzi, vedo qualcosa che comunque tiene in piedi la coppia, la relazione. Cosa vedo nel futuro? Cosa vedo nelle sibille che parlano del vostro futuro? Gelosia, vecchia signora e leggerezza. Allora, qui le cose sono 2: o l'intromissione di una figura materna che probabilmente abita lontano, che soffre o che comunque crea delle problematiche, oppure non è una figura materna, ma è un ex, qualcuno che ha fatto parte del passato anche per lungo tempo e che potrebbe portare appunto a incomprensioni, a discussioni. Anche qui tu sai di cosa parlano le sibille. Cosa si vede infine? Malinconia, artista, viaggio. Allora, qui potrebbe indicare che la situazione non è più quella di una volta, c'è un po' di perplessità, c'è un po' di difficoltà, forse anche una forma di amarezza per questa situazione che è indicata nel prossimo futuro e, in tutto questo contesto, potrebbe essere presa una decisione non di chiudere, ma di prendere una distanza. Dunque, magari cogliendo l'opportunità di un lavoro altrove o di una situazione magari legata a, qualche attività, qualche esame, qualche verifica, qualcosa che deve essere fatta comunque spostandosi. Dunque, però non c'è rottura, okay, e non c'è nemmeno nell'esito, fermo restando che qualcuno che insedia e insinua l'armonia di coppia o di famiglia c'è. E dunque bisognerà fare un po' di attenzione perché, potrebbe indicare che è qualcuno che magari ha l'intento di aiutare per paradosso, oppure comunque è possibile che, questa persona che costituisce comunque un pericolo per la vostra unione, per la vostra armonia, venga in qualche modo menzionata e da qui arriva un aiuto quasi volontario o involontario, durante un incontro con amici. Dunque, vedo comunque la possibilità, di, mettere un po' le cose a posto, fermo restando però che qualche pericolo c'è, mh? Il ladro mi fa pensare che forse quella vecchia signora non è necessariamente la figura materna, potrebbe anche indicare qualcosa di più, dunque attenta. Bene, vediamo un po' di rispondere alla prossima domanda. Intanto, prima di proseguire, vediamo se si sono aggiunti altri amici. Ehm, ok, però mi dispiace Viola, non ho fatto in tempo a leggere il tuo commento, dunque non so se hai dato qualche indicazione. Pazienza, io quando mi concentro sulla risposta poi non sempre riesco a seguire la chat, magari dovreste lasciarli un po' di più i messaggi. Allora, passiamo alla prossima. Anna, 2 maggio del 90, Luigi, 2 agosto del 90. Ci sarà il fidanzamento? Allora vediamo se c'è il fidanzamento tra Anna e Luigi.
Vediamo un po'. Anna e Luigi. Anna e Luigi. Allora, è la seconda volta che compare la carta dei sospiri, dunque c'è questo desiderio un po' che comincia a diventare quasi un tormento di famiglia, di intimità, di costruire. Attenzione di non vivere le cose in modo troppo... A volte mettiamo le persone con le spalle al muro e questo non è il massimo. Allora, no, non vedo il fidanzamento nel prossimo periodo. C'è già stato all'inizio, vedi nella linea del passato, è già stata valutata un po' questa cosa, però è successo un qualcosa, un qualche evento, vedi, questa è una carta che può indicare anche il fidanzamento, ma può anche indicare dei flirt, vedi che la donna balla con 2 uomini, dunque situazioni spensierate dove non necessariamente c'è totale trasparenza. Accostata a quest'altra è chiaro che se parla di un fidanzamento o la possibilità di un fidanzamento, qui lo va a negare, e se parla invece di un eventuale flirt, ovviamente nei termini della domanda che abbiamo posto, potrebbe indicare che è stato causa di problemi, dunque che magari non hanno portato avanti il discorso del fidanzamento o che hanno fatto valutare bene la possibilità di un legame più ufficiale. Dunque, comunque ci sei già andata vicino in un passato recente, ma non è andata a buon fine perché probabilmente o non era il momento o la persona non l'ha vissuta con la stessa maturità, dunque c'è stato qualcosa, probabilmente che vi ha già visti ripartire in qualche modo. Ora vedi, tu ti senti un po' sulle spine, desideri questa cosa e forse c'è troppo sforzo. Vedi, è come se te la facesse sudare, come se fosse una lotta questa cosa qui. Il tuo desiderio va portato sì avanti con determinazione, ma può diventare motivo di incertezza nella relazione. Nel prossimo periodo ti vedo comunque, vedo generarsi della confusione, potrebbero arrivare delle notizie, delle informazioni che scuotono un po', che portano agitazione, comunque c'è un qualche pettegolezzo anche che può giungerti all'orecchio. E qui succederà un qualcosa, perché vedo che la situazione poi in futuro tra voi va a bloccarsi per qualcosa di anche qua compare, vedi la vecchia signora, dunque o c'è qualche situazione datata, che appartiene a un tempo passato, che però ancora blocca, ancora genera un ostacolo o non lo fa smuovere, vedi, non riesco a dirti in base a questa stesa che il fidanzamento è prossimo. Secondo me 2 sono le cose: o ti dai tu un tempo, nel senso che decidi che entro quella data sei disposta a vedere come va, ad aspettare, a cercare di capire se anche l'altro matura la tua stessa decisione, e passata questa data decidi che non sei più disposta ad attendere perché comunque il tempo passa, tu vuoi qualcosa di diverso, allora questa è una decisione che spetta a te. Cioè dai un tempo a te stessa, dai un ultimatum a te stessa, non a lui, perché qua vedo solo che sembra che poi abbia il desiderio di fuggire o di trovare una scappatoia. Come vedi qui, anche qua io non la vedo questa cosa del fidanzamento. Non gliene parlare più, sta diventando un peso, un tormento nella vostra relazione.
gliene hai mandati a sufficienza segnali che ti vuoi impegnare. Allora, vediamo un po' la prossima domanda. Tiziana, ciao Tiziana. Allora, vediamo un pochettino. Dunque, prossima domanda. Cristina, 24 aprile del 65, venderò la casa. Vediamo un pochettino. Cristina e la casa. È un taglio decisamente favorevole, parla di un nuovo inizio, di una realizzazione di un progetto, ovviamente quasi come se venisse giù facile. Vediamo un po', però, poi cosa dicono le sibille. Allora, dunque, c'è, diciamo, che nel passato, non so se già avevi, preso in considerazione l'idea di vendere, se è un qualcosa che magari non ti sei sentita poi di fare, forse perché c'era ancora un legame con il posto, ancora un legame magari con la madre, magari era la casa di famiglia, magari è stata vissuta dalla mamma fino alla fine, cioè diciamo che, ehm, qualcosa si è mosso, ma l'occasione è sfumata, cioè forse sei tu che hai lasciato correre, non l'hai colta, non eri pronta, c'era qualcosa ancora che non oppure è anche possibile che, invece, la casa, il luogo insomma in vendita, più che ad una madre era legata a una situazione dove a lungo hai condiviso questo posto con un uomo. In ogni caso non ti sei sentita a un certo punto o la cosa comunque è sfumata per una ragione o per l'altra, che di sicuro però ha avuto un'origine dentro di te. Ora diciamo che stai cercando anche aiuti o, tramite magari le tue conoscenze di spargere questa voce, di cercare insomma qualche possibile acquirente, cioè vedo che c'è attività, c'è fermento, ma c'è anche chi invece non ti aiuta veramente, c'è chi sta creando qualche ostacolo e dunque attenta perché sembra qualcosa comunque ehm, che, può creare delle difficoltà. Magari, mentre tu parli o, cerchi o, diffondi, no, la cosa, cioè, divulghi la cosa che la casa è in vendita, c'è questa opportunità, questa notizia, potrebbe anche, capitare che qualcuno scoraggi eventuali persone, visitatori. Dunque non so chi possa essere, però questa nemica messa lì è qualcuno che interferisce nel presente, in questo momento. Allora, vedo comunque che qualcosa si muoverà nel prossimo periodo, ti vedo festeggiare per questa storia della casa, dunque probabilmente arriva una qualche offerta oppure, la situazione comincia a, cambiare, oppure appunto qualcuno magari fa un'offerta, si scoraggia per qualche ragione, sembra sparire dalla tua vista, okay, ma tornerà. Dunque, questo è comunque una cosa che ti avrei detto, anche eventualmente non fosse stato per qualche indicazione che fa capire che insomma queste persone si faranno avanti, ma poi faranno una marcia indietro, per poi tornare. Comunque l'excursus sembra questo. Dunque queste persone torneranno sui loro passi ed è lì che secondo me, finalizzerai,
o quantomeno un compromesso, cosa che dicono le sibille. Non vedo l'atto di vendita in sé, ma il compromesso lo vedo. Attenta però chiaramente, come t'ho detto, qualcuno lavora alle tue spalle, è già venuto fuori dalla nemica e compare anche nell'esito. Nonostante ciò, nonostante cerchino in qualche modo di sabotare o magari di trarre un vantaggio creando per te un danno, in ogni caso, alla fine queste persone torneranno sui loro passi e qui vedo una trattativa. Oppure la necessità di rilanciare in qualche modo la condizione di vendita e di conseguenza d'acquisto. Comunque, secondo me dal taglio ce la fai. Il taglio l'abbiamo visto era bello, dunque, c'hanno già subito voluto dare l'indicazione di un nuovo inizio, di un successo. Anche questo, conferma la realizzazione e la riuscita. Ci hanno raccontato un pochino quello che ti puoi aspettare. In ogni caso devi fare attenzione a questa situazione, va bene? Magari fra le persone a cui chiedi aiuto, non dovrai insomma selezionarle meglio, perché potrebbe esserci qualcuno che non è tanto di sostegno come sembra. Allora, Cassiopea, avevi fatto una domanda? Io non la vedo proprio, ho visto solo ciao Hilde. Io ve l'ho detto, fate attenzione perché gli aggiornamenti di YouTube dipendono anche dalla vostra connessione. Magari se non è stabile rischia di non... E non è colpa mia, non è che io vi salto, come hai visto, a volte succede che proprio non compaia, non venga registrata. Allora, vediamo un pochino Cristina. Ho risposto a Cristina per la vendita della casa, la successiva Cristina chiede se entro la fine del 2021, oh, cosa mi chiedi di guardare Cristina? Perché questo pensiero? 10 marzo dell'86. Sei preoccupata per la salute di qualcuno? Vabbè, vediamo un po'. Non è che son tanto felice di veder questa cosa, perché ah, non sono cose belle da guardare, però vabbè, rispetto il tuo sentire. Vediamo un po', Sibille, diteci un po', nella famiglia di Cristina, fino alla fine del 2021, come andranno le cose, grazie. Allora, ma dal taglio sembra solo tanta preoccupazione che arrivi questa notizia o una notizia del genere. Magari devi riuscire a gestire eventuali partenze o eventuali situazioni. Ti senti un po' inibita negli spostamenti, da quello che vedo nella linea del passato. Ma guarda, proprio un evento da vestirsi di nero non c'è. Okay, dunque tira pure il fiato, hai il tempo di organizzarti, magari si tratta del 2022, ovviamente scherzo, voglio solo sdrammatizzare. Vedo che c'è stata già una situazione probabilmente di trambusto, dove avresti voluto partire e non hai potuto, dunque capisco la tua apprensione. Al presente effettivamente c'è una situazione che può sembrare un po' critica, ma non vedo in realtà poi anzi, sembra che la situazione si rientri, si sistemi, dunque non c'è questa cosa e tra l'altro, forse mossa anche da questo pensiero andrai a incontrare, probabilmente, non so, una figura paterna, un nonno, non lo so, senti forse di dover vedere per forza qualcuno perché magari hai genitori o persone a cui vuoi molto bene che hanno comunque un'età. Dunque però non vedo niente di che, vedi che anche, allegrezza al cuore, dottore, dunque non vecchia signora, cioè, non vedo
non vedo un viaggio per cause negative, vedo che probabilmente vai a salutare, vai a trovare delle persone a cui vuoi bene, ma, insomma non vedo, gravi pericoli. Sicuramente non c'è niente da sottovalutare, perché, tu hai proprio timore che arrivi questa brutta notizia da un momento all'altro e magari di essere impreparata di fronte a questa cosa, ma sembrano più, uhm, preoccupazioni che cose reali. Chiaro, non c'è da sottovalutare niente perché la nemica non è proprio, è una carta di pericolo, ma non è entro quest'anno, va bene? Dunque non vedo questa cosa così, imminente, e se non la vedo, o non me l'hanno voluta far vedere. In ogni caso hai visto anche tu le carte, non c'erano le tipiche carte, veramente pesanti. E a volte non significa che se compaiono vogliono dire per forza quello, si devono abbinare in modi, che proprio non lascino, come dire, sospetti nell'interpretazione. Allora, Patrizia. Ciao Hilde, sono Patrizia, nata il 22 febbraio 63, vorrei sapere se riuscirò a vendere la mia casa, grazie. Tutti che vogliono vendere, sapete, è un periodo questo, vediamo un pochettino. Sei troppo professionale, quindi tu le fatte senza conoscere. Grazie, brava, scrivetelo più grande, scherzo ovviamente, però fa piacere, vi ringrazio. Effettivamente conosco qualcuno di voi, perché ci siamo magari sentiti in privato, oppure tanto che vi vedo, comparire così, però ecco la maggior parte di voi, ecco, senza indicazioni completamente. Allora vediamo un pochettino, torniamo a Cristina. No, Patrizia, scusate, Cristina ho risposto. 22 febbraio 63, venderà la casa. Allora Sibille, diteci per Patrizia se c'è la vendita della casa, grazie. Anche questo sembra una buona indicazione di un qualcosa un progetto che riesce. Vediamo un pochettino. Evidentemente da questa vendita dipende un successivo progetto. Vediamo un po'. Mh-mh. Allora. Okay. Premetto che, ancora non vedo la stipula, okay, però si muovono abbastanza bene queste carte. Diciamo che, c'è stato un primo movimento, forse, anche l'incarico, qualcosa di strano, nel senso, lettera nemico fa capire che, o sono arrivate delle informazioni che creavano ostacolo, oppure l'attribuzione del mandato potrebbe essere stato un po' ostacolato, oppure, c'era qualcosa da verificare al meglio, però si vede che insomma, è cominciata una specie di trattativa, di accordo, una serie di, probabilmente un incontro, ci sono o più incontri, ci sono state già probabilmente delle visite. Allora cosa succede qui? Che al presente però la situazione è un po' bloccata e questo ti procura ansia. Forse, uhm, il problema potrebbe essere che, in questo momento il fatto che una situazione si sia bloccata, ti mette un po' in difficoltà rispetto a delle occasioni che tu stai tenendo d'occhio.
e dunque magari c'è anche il timore che qualcuno porti via a te l'opportunità che segui da un po'. Cioè, da come vedo le sibille, non sembra che la vendita che aspetti tu sia separata da un qualche altra cosa a cui tu hai messo il cuore, qualcosa che segui da un po'. Dunque, sembra proprio che dai proventi di questa vendita tu debba fare altro. Magari mi sbaglio, però questa è un'interpretazione, l'altra potrebbe essere che si sono magari fatte avanti delle persone e si sono bloccate. Dunque, da che sembrava che avessi delle opportunità, che sei lì che non sai bene come si muoverà la cosa. In effetti si crea un po' di confusione, e anche un senso di rassegnazione. In fondo, purtroppo in questa circostanza hai le mani legate, non è che puoi obbligare qualcuno a compiere determinati passi, dunque a tua volta sei lì che sei un po' turbata proprio, secondo me, perché hai un tuo progetto e dunque più tempo perdi, più anche per te questo costituisce una perdita. Attenzione però, perché una persona, probabilmente nella cerchia delle tue amicizie, in futuro, dovrebbe essere un uomo un po' più giovane di te, che o ti propone qualcosa di vantaggioso, oppure riguardo questa situazione ha una voce in capitolo e dunque potrebbe tramite appunto amicizie riuscire a farti consolidare questa cosa. Ti premetto che ho già insomma detto all'inizio che io non vedo la stipula, cioè non vedo già la firma dell'atto notarile, però dall'esito e da come si conclude la stesura e dunque con le ultime carte, penso di poterti dire che realizzi il tuo sogno e sarà fatto anche in modo equo, giusto, cioè né tu svendi e né tu paghi più per quello che sogni di realizzare. Dunque vedo proprio che la cosa si fa nel miglior modo possibile. E non escludo però che questo sacerdote indichi o che si procede per vie legali, nel senso che autorizzerà qualcosa un giudice, oppure che avrà parte attiva una figura di una certa età. Dunque o un padre o un uomo più grande di te che potrebbe in qualche modo aiutarti a realizzare questo sogno. Ripeto, non sapendo io chi sono gli attori in gioco, ti posso dire quali sono le possibili interpretazioni di queste carte. Comunque, in tutti e due i casi, l'entrata di denaro c'è. Per me, comunque è un sì che la vendi. Certo ragazzi, i periodi attuali non sono il massimo per le vendite, dunque considerate veramente una grazia riuscire a vendere anche a un prezzo che non è una svendita. Allora, facciamo la domanda di Claudia, 17 maggio del 74 per cortesia, una storia con Giorgio, 40 anni, ma non so altro. Ho troppi pochi dati, Claudia. Magari studialo, cerca qualche informazione in più e torna mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Non me la sento di risponderti in un modo così, creerei un precedente e da lì tutti cominciano a dirmi Luca pesci, e non è questo che voglio, per favore, chiedo sempre dati di un certo tipo. Allora, passiamo a Cristina. Vorrei sapere se il mio ex Luciano, 4 giugno 82,
mi lascerò stare. Cristina, 19 marzo 75, vediamo un po' se si rassegna. Luciano, 4 giugno 82. Vediamo un po'. Allora, chissà che non sarebbe male se lui si innamorasse di un'altra persona, magari lo allontanerebbe. Ma allora, pensavo di trovare carte peggiori, nel senso che già immaginavo militare, nemico, cioè già immaginavo che sarebbero comparse delle altre carte. Ciò non toglie che lui non si senta ancora fuori dai giochi, dalla competizione, nel senso che nell'esito abbiamo comunque che lui ancora è tutto inorgoglito, ancora parla, probabilmente spettegola anche nella cerchia delle amicizie, o che riporta, dice delle cose, cioè se il suo accanimento è di questo tipo, tutto sommato. Comunque, da dire che lui sognava delle cose in più con te e magari si sentiva anche più uomo di quello che probabilmente si è dimostrato poi nella realtà. Comunque lui ha ancora un sentimento nei tuoi confronti, vedi? Perché noi stiamo guardando se lui ti lascerà in pace, dunque stiamo guardando lui in poche parole, e al momento presente resiste un sentimento, ma condito da una certa inimicizia, nel senso che deve evidentemente covare qualcosa. Allora, qui diciamo che ehm, forse la comparsa di un'altra persona, che attenzione, potrebbe essere una donna già sposata o già impegnata, comunque qualcuno, vedi, con cui dovrebbe avviare un flirt nel prossimo periodo, potrebbe anche indicare che prendi un attimo di respiro, perché la vedo come una cosa comunque che lo porta a creare un disinteresse nei tuoi confronti. Dunque, considera che comunque non vedo carte particolarmente pesanti, probabilmente il peggio è passato, però è un tipo molto orgoglioso che non accetta di non essere stato all'altezza o di non essere adeguato, o probabilmente di essere stato scaricato probabilmente per qualcun altro, non lo so, questo lo sai tu, però sicuramente non gli è andata tanto giù questa cosa, perché comunque è una persona orgogliosa e competitiva. Comunque, si placherà? Sì, se si sacrifica qualcun'altra, nel senso, penso che dovrebbe sopraggiungere una nuova conoscenza con cui appunto si distrarrà. Questo ti porterà un po' di serenità e di pace. Bene, allora, vediamo un attimino chi altro si è collegato. Tincuta, buonasera, buonasera Carmen. Perdonami Claudia, dai, però ci saranno altre opportunità e magari avrai dati in più. Bene, allora io ringrazio tutti, ho sfondato, superato la barriera dei 30 minuti, in ogni caso vi aspetto a braccia aperte,
vi aspetto a braccia aperte mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque tutte le persone a cui non ho dato una risposta sono le benvenute, veniteci a trovare nella diretta di mercoledì. Se non conoscete il Marietto Veneziano, cercate il suo canale YouTube, proprio Marietto Veneziano, io sarò a vostra disposizione insieme a lui mercoledì alle 21, ripeto, e altrimenti venerdì, sempre qui su questo canale dove ci siamo trovati questa sera, alle 21:30. Vi ringrazio tantissimo, buona serata, buon proseguimento e buonanotte a tutti. E buonanotte anche da Achille.